Mi chiamo Fabio Rebesco, sono nato il 9 febbraio del 1957 e ho iniziato a nuotare grosso modo verso gli 8-9 anni, grazie ai miei genitori che mi hanno portato in piscina per imparare a nuotare e a mio fratello, qualche anno più vecchio di me, che aveva già iniziato ad avvicinarsi a questa disciplina. Il mio approccio col nuoto non è stato facilissimo perché avevo molta paura e ricordo due episodi a tale proposito. Il primo, da bambino, quando sono stato portato in piscina, invece che andare a fare lezione mi nascondevo negli spogliatoi e quindi non seguivo le lezioni fino a quando mio papà un giorno è venuto in piscina per vedere quali erano stati i progressi, cosa avevo imparato, e non vedendomi in mezzo agli altri bambini ha cominciato a cercarmi, a chiedere informazioni ai responsabili della società. E a quel punto ho dovuto uscire dagli spogliatoi e dire la verità, e quindi sono stato costretto a scendere in acqua e a fare i primi passi. Grazie alla disponibilità, alla pazienza del maestro Capitanio, sono riuscito quindi a fare le prime conquiste. E la piscina di Mestre era composta da due vasche, una vasca 25 per 15, mi pare 16 metri, e una vasca piccola, sempre lunga 25 metri e larga penso 2 metri e mezzo, 3. La prima conquista che si doveva fare era la scivolata nella dimensione stretta della vasca piccola, e con Capitanio sono riuscito a mettere la testa sotto e a fare questa scivolata. Si insegnava all'epoca in vasca piccola, poi si andava in vasca grande, e quindi dopo la scivolata, dopo i primi apprendimenti, si passava nell'altra vasca. Il secondo episodio che ricordo, ero in vasca grande e facevo qualche bracciata, mi attaccavo al bordo, facevo qualche bracciata e mi attaccavo al bordo, finché una sera è venuto a fare lezione Renato De Sanzuane, che era il responsabile della pallanuoto della società, il quale all'inizio aveva anche un po' di pazienza, mi diceva: dai, prova a fare qualche metro in più, non attaccarti, eccetera. A un certo punto io facevo sempre qualche bracciata e mi attaccavo, qualche bracciata e mi attaccavo, stanco di questa situazione, ha messo un braccio dentro all'acqua, mi ha sollevato dalla vasca e mi ha dato un piccolo calcio e mi ha detto: vai. Quelli erano i metodi pedagogici dell'epoca, e io ho continuato poi a frequentare finché ho imparato un po' alla volta a fare tutta la vasca, e ricordo ancora l'emozione che ho avuto quando sono riuscito a fare tutta la vasca, i 25 metri, senza attaccarmi. E così un po' alla volta mi sono avvicinato al gruppo dei ragazzi che facevano agonismo, che facevano sport, e ho iniziato a fare nuoto. E nella maestrina nuoto c'era questa organizzazione, si faceva nuoto fino a una certa età e poi fino ai 15-16 anni, e poi si passava alla pallanuoto. Questa era un po' la carriera di tutti i ragazzi che cominciavano a fare sport all'interno della società. Come nuotatore sono stato seguito all'inizio da Giancarlo Beclani, detto Cianci, persona di grande umanità che seguiva e aveva la capacità di incoraggiare chiunque. Poi ricordo Mirko Salvadori, e poi negli anni successivi Gabriele Salvadori, che ha dato una svolta a quella che era l'organizzazione degli allenamenti dell'epoca. Persona molto esigente, ma al tempo stesso dava un'impronta di grossa professionalità. E poi si passava alla pallanuoto. La pallanuoto era seguita sempre da Renato De Sanzuane, che penso per 20 anni ha seguito a Mestre la pallanuoto, ex olimpionico di pallanuoto, supercampione e via. L'organizzazione lì delle attività nella piscina era un po' questa: si faceva allenamento la mattina e allenamento la sera, si nuotava solo d'estate, si iniziava a giugno grosso modo per finire a settembre, si viveva in piscina, si faceva allenamento al mattino, dalle 8 alle 10 c'era allenamento di nuoto, poi dalle 10 a mezzogiorno iniziavano i corsi di nuoto e il nuoto libero, da mezzogiorno alle 15 c'era l'orario dei soci, c'era un gruppo di persone che pagavano una quota e si riservavano questo spazio che poteva essere raramente utilizzato. Difatti noi
ragazzi cercavamo ogni tanto di rubare qualche spazietto per poter fare qualche tiro in porta, qualche giro in più per prepararci alle partite e difficilmente riuscivamo ad ottenere questo spazio. Poi dalle 15 alle 17:30 c'era il nuoto libero e la piscina si riempiva letteralmente di persone e poi dalle 17:30 alle 19:30 ricominciavano gli allenamenti di nuoto e dalle 19:30 grosso modo alle 22 c'erano gli allenamenti della pallanuoto. La piscina di maestra era l'unica e quindi durante i turni di nuoto libero si riempiva in maniera incredibile, soprattutto la domenica. La domenica c'era nuoto libero dalle 15 alle 17:30, sempre o al mattino, soprattutto al pomeriggio. C'era la coda già all'una del pomeriggio, la gente si preparava davanti all'impianto, si faceva una coda lunghissima e poi un po' alla volta la gente riusciva ad entrare in piscina. Mi ricordo che c'era la famiglia Cappelletto, papà e i due figli, tutti e tre con un'altezza superiore al 1,90 m, 1,92 m, che facevano da guardiani e tenevano sotto controllo la gente che doveva entrare, tenevano socchiuso il cancello, facevano entrare la gente un po' alla volta e solo in questo modo si riusciva a contenere il mare di gente che poi entrava in piscina e che riempiva l'impianto. C'erano sempre 4 bagnini che controllavano la situazione e in piscina c'era la rappresentanza di tutte le estrazioni sociali di Mestre di quel tempo. Come nuotatore ricordo alcune manifestazioni alle quali ho partecipato. La prima gara a Verona, 50 stile libero, abbiamo gareggiato una piscina che era riempita con l'acqua del fiume, con l'acqua dell'Adige. Mi ricordo di essere partito, acqua freddissima, in qualche modo di essere arrivato dall'altra parte. Un'altra gara molto caratteristica era la traversata di Murano. Noi ragazzi venivamo portati con le barche a Murano, poi salivamo su un barcone che faceva anche da pontile, al via si partiva tutti assieme e dopo una serie di sgomitate, calci e spinte si riusciva a formare la fila di nuotatori che andavano verso la boa e poi ritornavano indietro. E mi ricordo i vecchi nuotatori che ci davano i consigli su come organizzarci durante la nuotata per via delle correnti, dovevamo stare a destra, a sinistra, al centro, ognuno aveva le proprie teorie. Un'altra gara che ricordo erano le gare nel lago di Lugano, in Svizzera, che di solito venivano organizzate da Giorgio Salvadori. Si andava col pullman, si stava via 3-4 giorni e si facevano queste gare nel lago. La preparazione era cospargersi il corpo con prodotti vari per cercare di riscaldarlo il più possibile per poi riuscire a sostenere la temperatura dell'acqua che era bassissima e rappresentava un grosso problema. Per noi però diventava un divertimento incredibile. Invece come pallanuotista, anche qua ricordo alcune manifestazioni in particolare. Una manifestazione che ricordo è una partita che abbiamo fatto a Vernazza, in Liguria, dove la piscina, il campo di gioco era stato ricavato proprio sul porto, con l'acqua di mare recintata da delle boe. E io ero in riserva e mi ricordo di essere stato posizionato su una barca ai lati del campo in attesa di scendere in campo. Sfortunatamente o fortunatamente abbiamo vinto la partita quella volta, l'arbitro per uscire dalla vasca ha dovuto aspettare qualche ora, perché poi la popolazione locale ovviamente tifava tutta per la squadra locale e anche noi abbiamo dovuto aspettare un po' di tempo per poter abbandonare il campo e il paese, che poi era composto come tutti i paesi liguri da una stradina circondata da case, bisognava per forza passare in mezzo agli abitanti del paese. Un'altra partita che ricordo in maniera particolare è una partita del campionato di Serie B che abbiamo giocato a Lodi, in una piscina che aveva avuto problemi nell'impianto di riscaldamento, quindi l'acqua era molto fredda e
vedevo i miei compagni di squadra che un po' alla volta venivano sollevati e tolti dall'acqua perché infreddoliti non riuscivano più a muoversi. Anche quella volta siamo riusciti a vincere, mi ricordo, 3-3 e con un risultato un po' a sorpresa che già ci faceva pensare di poter mantenere la Serie B per quell'anno. E io ho sempre nuotato alla mestrina, sia come atleta di nuoto che come pallanuotista, e nella mia carriera penso debba ringraziare e ricordare alcune persone che sono state fondamentali per la mia carriera. Una persona che volevo ricordare è Giorgio Salvadori. Giorgio Salvadori, che è stato un pioniere del nuoto a Venezia e anche a Mestre, perché mi pare sia stato uno dei soci fondatori della Mestrina Nuoto, che aveva una passione, una carica nei confronti del nuoto senza uguali. Lui riusciva, nelle persone che si avvicinavano a lui, a trasmettere questa passione e riusciva a far iniziare a nuotare chiunque. Ed era un grandissimo organizzatore, uno stimolatore eccezionale. Organizzava continuamente manifestazioni, trasferte, gare interne. Mi ricordo degli estati dove organizzava dei tornei interni, prendeva tutti i ragazzini della piscina, anche quelli che erano poco capaci a nuotare, faceva delle squadre, ci faceva fare dei tornei per occupare l'estate, durante i quali noi ci divertivamo in maniera notevole. Mi ricordo che aveva uno stile di nuoto insuperabile, ogni tanto andava in acqua e ci faceva vedere come nuotava, ed era la tipica espressione di quanto una volta si curasse lo stile della nuotata. L'altra cosa che ricordo di lui è che anche a una certa età la piscina di Mestre aveva i blocchi di partenza fatti in cemento, non come adesso con i blocchi in acciaio inossidabile o in vetroresina, in blocchi in cemento. Lui si metteva in verticale sul blocco, a un certo punto si sbilanciava e poi si lasciava entrare in acqua di testa. Faceva una cosa abbastanza pericolosa che però al tempo stesso dimostrava la sua capacità di dimestichezza con l'acqua. Un altro maestro che io considero il mio maestro, il maestro della mia carriera, è Renato De Sanzuane. Renato Sanzuane, come dicevo prima, lui è stato il detentore dell'istruzione della pallanuoto a Mestre per tantissimi anni. Chi iniziava la pallanuoto sicuramente doveva confrontarsi e rapportarsi con lui. Apparentemente era una persona molto severa e burbera, in realtà sotto sotto io ritengo fosse invece uno molto generoso e anche molto buono. Aveva questa caratteristica che non sopportava di perdere le partite. Quando si perdeva una partita lui per 2 o 3 giorni non parlava più, tanto era il dispiacere che provava al suo interno che in qualche modo non riusciva a manifestarlo o a parlarne. Per 2 o 3 giorni sapevamo che lui non parlava, poi si ricominciava come prima. Di lui ricordo anche, purtroppo io non sono, rispetto ai altri miei colleghi, ai miei compagni di squadra che un po' più vecchi l'avevano visto anche in azione da giovane, non sono mai riuscito a vederlo giocare. Ho sempre sentito parlare molto di lui, delle sue capacità. Si diceva che lui veniva dal dopolavoro ferroviario, si diceva che a Venezia lui per ore si allenasse anche di sera da solo a palleggiare, a tirare il pallone contro il muro della piscina. Dopo il lavoro ferroviario la piscina aveva un muro molto grande dove si poteva tirare il pallone e lui si diceva che per ore andasse avanti ad allenarsi contro il muro della piscina. L'altra cosa che ricordo, quelle poche volte che l'ho visto in acqua, che aveva un galleggiamento incredibile. Lui si metteva fermo in acqua e rimaneva fuori dall'acqua per metà busto. E noi ragazzini più di qualche volta abbiamo provato ad affondarlo, anche in 3-4 assieme non si riusciva ad affondare. Non a caso è stato forse nei suoi anni è stato il centro boa per eccellenza, proprio per la sua prestanza fisica, per queste capacità di galleggiamento. Un'altra persona che ricordo con nostalgia è Giancarlo Veclani. Giancarlo Veclani, anche lui aveva capacità e aveva un'umanità incredibile, riusciva a rincuorare e rinforzare chiunque
anche il più scarso nuotatore sulle sue capacità, sulle sue prestazioni. Di lui lo ricordo di più come allenatore del dopolavoro ferroviario, anche se è stato allenatore della Mestrina per diversi anni. E mi ricordo che da bambino ogni tanto ci prendeva, ci portava al dopolavoro ferroviario e stavamo lì tutto il giorno. Prima di arrivare in piscina ci faceva fare il giro nel deposito della ferrovia dove si preparavano i cestini da viaggio. Ci dava un cestino a testa con il quale poi stavamo, e per noi sembrava già di aver ricevuto chissà quale regalo, e poi si rimaneva in piscina tutto il giorno e si nuotava. Un'altra persona che penso che il nuoto debba ricordare è Olia Vittorio. Olia Vittorio, e lui ha sempre fatto parte dell'ambiente natatorio veneziano, più veneziano a nuoto che dopo lavoro ferroviario. Mi piace ricordarlo perché anche lui aveva nei confronti del nuoto una passione incredibile, soprattutto con i ragazzini. Ha seguito alcune squadrette anche di esordienti a Venezia, e anche a Giorgio Cini ha fatto attività. Lui è stato un forte nuotatore. Diverse delle sue fotografie le abbiamo anche inserite nel nuoto che abbiamo realizzato, nel libro del nuoto che abbiamo realizzato qualche anno fa. È stato un grande nuotatore, ha nuotato anche per i gruppi militari, e lui si vantava di essere un pilota di aereo, ha fatto la guerra, è stato abbattuto e ferito in guerra, e poi si è dedicato per tanti anni al nuoto anche lui. Ecco, io oggi festeggio quasi i 50 anni di presenza nel nuoto, 48 anni, ho iniziato appunto, dicevo prima, verso gli 8-9 anni, oggi ho 57 anni e quindi da sempre sono nel mondo del nuoto. Ho fatto l'atleta di nuoto, ho fatto l'atleta di pallanuoto, ho fatto l'istruttore, ho fatto l'allenatore di nuoto, il direttore tecnico di piscina, e oggi faccio anche il dirigente di una società sportiva della Mirano Nuoto. Ho seguito un po' l'evoluzione del nuoto in tutti questi anni e devo dire che rispetto alla nostra esperienza oggi il mondo del nuoto è un po' diverso. Una volta si viveva in piscina tutta l'estate, si nuotava solo d'estate, si viveva in piscina tutta l'estate. Oggi i ragazzi non hanno più questa possibilità, hanno però dei vantaggi in più. Possono nuotare tutto l'anno, hanno a disposizione degli impianti coperti, cosa che nel mio periodo della Mestrina Nuoto non c'era. Infatti il grosso handicap era il fatto che d'inverno non si poteva fare attività, e che si compensava, o si cercava, in qualche anno si è cercato di compensare questa carenza o attraverso l'attività di palestra che si andava a fare. Mi ricordo al liceo classico al Franchetti, andavamo 2 o 3 volte alla settimana a fare un po' di ginnastica, oppure qualche volta si riusciva ad organizzare un pullman, ad andare a Padova nella piscina della Paltana a nuotare, a fare qualche bracciata. Si partiva la domenica mattina e si ritornava a mezzogiorno. Queste erano tutte le possibilità che erano offerte all'epoca. Oggi le possibilità sono maggiori, i ragazzi possono nuotare tutto l'anno, possono nuotare anche d'inverno, possono fare anche 2 allenamenti all'anno. Probabilmente non c'è più quell'atmosfera che ha contraddistinto il mio periodo e gli anni, diciamo, fra il 60 e il 70 della Mestrina. Mestrina Nuoto, che nella sua storia ha continuato in maniera con un'atmosfera molto familiare fino, direi, al 1900, grosso modo, il 75. Poi c'è stato un cambio di dirigenza, la Mestrina ha cominciato a essere seguita da altre persone. Negli anni verso il 75-76 la piscina di Mestre è stata coperta con un pallone pressostatico, e lì si è cominciato a fare allenamento anche d'inverno, ed è cominciato però a cambiare anche la struttura della società e la fisionomia, un po' la filosofia della società. Verso il 1980 addirittura, poi a Mestrina si è sempre fatto nuoto e pallanuoto. Verso quell'epoca il nuoto e la pallanuoto sono entrati in contrasto, e la pallanuoto è rimasta a Mestre. Il nuoto invece abbiamo creato una società nuova che era in via Calabria, era stata costruita una piscina nuova,
e abbiamo fondato la Serenissima Nuoto. Mi sono rimasto lì per 4 anni, mi pare, poi nell'85 ho iniziato l'attività a Mirano e ancora oggi opero con la Mirano Nuoto. Contemporaneamente in via Bissuola era stata costruita un'altra piscina simile a quella di via Calabria, sempre da parte del comune, e la Veneziana Nuoto ha cominciato a fare attività presso l'impianto di via Calabria, di via Bissuola. E strutture che ancora oggi in via Calabria c'è la Serenissima che fa attività, e in via Bissuola lo stesso, i nuotatori veneziani assieme alla Veneziana Nuoto continuano a fare attività. La piscina di Maestre poi è stata chiusa, la Maestrina Nuoto è stata costretta a migrare per un po' di anni nella piscina del Terragno, la Favorita, fino a quando la piscina è stata ricostruita. Oggi purtroppo la Maestrina Nuoto è ospite della società che gestisce la piscina di Maestre, ha a disposizione degli spazi, ha ottenuto anche risultati di altissimo livello perché sia in campo femminile che maschile è riuscita ad arrivare alle soglie della Serie A, mi pare femminile A2, e con i maschi non so se avessero vinto il campionato di Serie B recentemente, ma per ragioni economiche e finanziarie oggi purtroppo deve accontentarsi di un'attività a livello più ridotto.